che ci riguarda ha uno spazio nel nostro cuore e anche una massima attenzione. Prima di passare la parola a Massimo Panighel, passo la parola al sindaco Capusotto. Prego. Buongiorno a tutti, io ringrazio di cuore innanzitutto il Presidente Zaia per il sostegno al Mondiale di Auronzo, ringrazio Massimo Panighel e Pedali di Marca per l'organizzazione, per l'amministrazione. Sono di sport, non sono progetti che possono essere sostenibili, perché un progetto sportivo deve avere un'implicazione e una ricaduta economica che guarda tutte le realtà dell'enogastronomia, la storia, l'arte e la cultura. Da qui nel corso di questo si parlava del 2004-2005, noi abbiamo creato un progetto di oltre 15 manifestazioni a Treviso. In 4 anni l'evento originale, che si chiama 3Epic, che ha sia la valenza su strada che come fuoristrada per la mountain bike, è arrivato ad avere la possibilità di organizzare il campionato del mondo. E per quali motivi? Non solo perché abbiamo le Dolomiti Venete, perché abbiamo le Tercimini da Varese, ma perché in Veneto abbiamo una grandissima capacità organizzativa, che possiamo organizzarli e raggiungere risultati obiettivi. Il mondiale dal punto di vista tecnico è un mondiale marathon, io faccio sempre il confronto, sono 2 le discipline della mountain bike, il cross country olimpico e per la bellezza, ma hanno bisogno di essere promosse per i progetti che diceva il sindaco, cioè questa rete di ciclabili. Auronzo ha una ciclabile unica, fantastica, siamo sicuramente in uno dei posti più belli al mondo. Abbiamo bisogno ovviamente tramite gli eventi di fare conoscere queste infrastrutture, perché si stanno spendendo tantissimi soldi pubblici per fare queste opere ed è giusto che queste opere vengano sicuramente usufruite. È da aprile che la ciclabile è diventata, dicevo appunto, 113 km, si svolgono lungo tutta la valle per arrivare appunto ad Auronzo e passare altre zone molto importanti del territorio, quali Cadini Misurina e la foresta di Somalila, che è una delle 2 foreste sacre, diciamo, in regione assieme alle pari del Cansiglio. L'impatto che vogliamo sviluppare noi con un evento sportivo è quello legato a tutto quanto riguarda l'enogastronomia, storia, non dimentichiamoci che c'è Montepiana al lato delle eccellenze, partendo da Venezia e arrivando appunto alle Tercimini da Varese. Partiamo in un territorio dove abbiamo 2 eccellenze UNESCO, Venezia e le Dolomiti, e nel mezzo c'è questa fantastica ciclabile che partendo da Monaco arriverà a Venezia. Altra ciclabile che sicuramente verrà invasa da tantissimi stranieri, già lo stanno facendo, ma è un turismo che dovremo riuscire a catturare e non subire, e quindi dovremo lavorare, e attraverso i mondiali sarà un'opportunità, dovremo lavorare sulle strutture, perché il cicloturismo ormai sta diventando una delle priorità non a livello regionale né nazionale, ma a livello europeo. Consegno giustamente al sindaco che lo consegnerà al governatore. Grazie.